sera io stavo pensando a quello che poteva essere il succo delle cose da dire, ma c'è poco da dire. Una cosa importante innanzitutto è incominciare a comprendere che rispetto a questi argomenti dei quali stiamo discutendo oggi non possiamo essere pochi, stupidi e disuniti. Oggi siamo in tanti, intelligenti e uniti rispetto a due argomenti: la sovranità del popolo sardo e la lotta a un modello di sviluppo che non ci interessa, non ci riguarda. Mi sono fissato questa parola, benessere. Noi vogliamo stare bene, ma il benessere non passa solo attraverso la ricchezza, il benessere passa attraverso la salute, attraverso la tutela dell'ambiente, attraverso l'amore per la nostra terra. E allora, su questi concetti semplici che noi sardi ce li abbiamo nell'anima, nel DNA, noi non possiamo stare al gioco d'altri, non possiamo stare al gioco di chi muove le pedine altrove. Non vogliamo fare come fanno altri, si decide a Roma, no, si decide